2 e 3. Eccoci qua, in attesa che arrivi l'ospite. Ben ritrovati, ben ritrovati. Come si sente? La qualità dell'audio com'è? Purtroppo mi sentite? Bene. No. Sì? Ok, perfetto. Dicevo, purtroppo la chat è disabilitata. Ho fatto io una cavolata perché ho messo contenuto adatto ai bambini. Invece averlo fatto mi dà delle restrizioni date di questo tipo. Dunque mi mette meno, cioè non mi mette più la chat. Dalla prossima volta, scusate, stiamo anche la cam che ok, dalla prossima volta prossime volte cercherò di ovviare a questo piccolo errore. Eccoci qua. Prima live del Nuraghe non era ancora successo il logo. Io siccome mi vedo anche sul televisore di casa, lo spostiamo poco a poco. Ok, in attesa che arrivi l'ospite che come ci sono, vediamo un attimo, scusate, eccolo qua. Buon salve. Buon salve a lei. Facciamo così. È tutto schermo, No. che siamo più bellini così. Oh, con uno sfondo verde, benvenuto. Sì, è il giardino finto di casa, sì. Il giardino finto di casa. Dicevo Vincenzo, ha fatto, prima di tutto, lui è Vincenzo, per chi non lo conoscesse, presentati. Buonasera, sono Vincenzo. Veloce, stringato. Stringato. Lui, come lo possiamo definire anche lui? Un content creator anche lui. De noi altri. Diciamo che sia te che io ci proviamo. Mettiamo così. Oggi è un passatempo. Sì, esatto, non lo facciamo di certo per guadagnarci, ma perché ci piace farlo. Come dicevo all'inizio della live, mentre ti aspettavo, ho fatto una cavolata. Nelle impostazioni della live su YouTube ho messo che era un contenuto adatto ai bambini. E dunque ecco, ha disabilitato la chat. Però so già che il Brunetti c'è. Carletto c'è. E quindi c'è il bambino Brunetti. Quindi. Esatto. Che ringrazio per aver fatto la grafica della sigla d'apertura. Tanto si è bloccato Vincenzo? Senti, perché mi sono bloccato? Ok, sei ripartito. Dicevo, oggi è una live speciale. La prima qui su YouTube, non l'avrei mai detto, direi che avrei ripreso a fare live dopo la piattaforma Viola. Ma comunque ci sto provando, vediamo se dovesse soddisfarmi, mettiamola così, come seconda opzione qua sul tubo. Potrei farne anche una al mese su argomenti svariati, soprattutto quando magari avrò un po' più di tempo libero. Voglio anche chiedere scusa a chi segue il canale per la mancanza di video da un po' di tempo. Adesso sono fermo un paio di settimane anche con gli shorts, avevo ripreso. Ma sono un pochettino incasinato con tutte le vicende extra lavorative, mettiamola così. Diciamo che hai cambiato tipo di short, sei passato dagli shorts video agli shorts bevuti. Esatto, no, quello no. Non è, diciamo che ho altri in questo momento ho anche altri impegni. No, quello va bene così allora. Comunque, siamo qui a parlare comunque di qualcosa che è comunque legato al tema principale di questo canale, ossia la Sardegna. Prima di tutto... non era... no, ho sbagliato, io pensavo fosse un altro il tema principale. No, aspetta, adesso ci arriviamo anche al tema principale della live. Ti faccio una domanda. Quello che piace a Brunetti, pensavo fosse... No, quelle cose lui le fa da altre parti. Dicevo, che legame hai tu con la Sardegna? A parte il sottoscritto che ti rompe le scatole. Ma ho lavorato per un paio di anni con due ragazzi sardi. Quando lavoravo all'agenzia di scommesse sportive avevo questi due colleghi che erano però non erano delle parti tue, erano di Sassari loro due. Vabbè, ognuno ha i suoi difetti. Salutiamo gli amici di Sassari comunque. Scherzi a parte, adesso arriviamo a quella che è il macro tema della live di oggi. 2 settimane fa, esattamente il 22 di
gennaio la Sardegna è stata colpita da un grande lutto che ha lasciato tutti senza parole, sgomenti, tristi, anche in lacrime, bisogna dirlo. È venuto a mancare Gigi Riva. Tu come hai appreso la notizia, Vincenzo? Beh, io l'ho scoperto, sai che non mi ricordo se ne abbiamo parlato con Matteo, col Bagai, o se ho letto, no, forse ho letto la notizia da qualche parte mentre guardavo la TV, mi pare, sì. Bene, io invece mi stavo apprestando a cenare e stava finendo il TG regionale, quello della Rai delle 20. Mm-hmm. E io avevo appena messo ero appena sceso da mia Il madre. 22 era mercoledì, No, è morto di lunedì. allora non era il 22, perché il 22 era mercoledì. È morto poi pochi giorni. Vabbè, dettagli, nel senso. Sì, comunque, scusa, adesso è morto il 22 gennaio 2024. Allora era mercoledì, dai. È morto, vabbè, è saltato Vincenzo, svenuto. Aspetta, facciamo così. Gli devo rimandare il link. Che è successo? Scusatemi. Ok, poi quando arriva lo riaggiungiamo. Dicevo, il 22 gennaio io mi stavo apprestando a cenare, sono sceso da mia madre e che è successo? Stava finendo il TG regionale della Sardegna, quello della Rai, e cosa è successo? Che sento la notizia, il giornalista triste fa più avanti aggiornamenti sulla morte di Gigi Riva. È tornato Vincenzo. Eccolo. Problemi tecnici. Si è imballato, si è imballato il browser. Dicevo che il 22 gennaio mi stavo prestando a cenare, cioè stava finendo il TG regionale della Rai e il giornalista sgomento fa più avanti aggiornamenti sulla morte di Gigi Riva. Io sono rimasto pietrificato perché non me l'aspettavo. Sapevo che era ricoverato, ma parlavamo di condizioni stabili, anzi che era tranquilla la situazione, che doveva sottoporsi a un'operazione, a un'angioplastica, e fanno. Poi sento della morte, dunque mi ha lasciato spiazzato, non ci volevo credere sinceramente. E dunque e lì sui social, su altre piattaforme varie è iniziato tutto il cordoglio da parte dei sardi e non solo, perché è morto con una persona che forse era più importante a livello regionale di tanti politici, anche se magari solo a livello simbolico. Dunque è stato un bel colpo comunque. Come invece diciamo, a livello anche sportivo, come è stata vissuta da te? Ma allora, diciamo che Riva sinceramente è una persona che, avendo io poco a che fare con la Sardegna ed essendo lontano dai miei tempi, anche di quando ero piccolo, a livello di storia calcistica, cioè, io avevo 6 anni quando abbiamo vinto il mondiale nell'82, quindi già quasi non mi ricordo di quel periodo, figurati di Riva che era di qualche anno prima. Per cui, anzi, ha terminato la carriera praticamente un anno dopo che sono nato io, per cui parliamo veramente di tanto tempo. Esatto. E mi ricordo molto poco, se non quelle cose che vedi in televisione, tipo la partita quella famosa di Messico 70 col Brasile, quelle robe lì. La partita del secolo. Poi sì, c'era prima la semifinale con la Germania, la partita del secolo, il famigerato 4-3 dove lui segnò. Sì, esatto, io sì parlavo di quello io, sì. Comunque, sai cosa mi ha stupito? Io non ce li ho qui, ce li ho sul telefono, ma ad esempio un amico che è stato alla Camera Ardente
mi ha fatto un video che tra l'altro avrei dovuto usare sul video che avevo fatto su Gigi Riva, ma che la tecnologia purtroppo ha fatto sì che non venisse utilizzato, perché comunque il file non so come si è rovinato nonostante l'avessi visto poco prima di caricarlo, e ho perso tutto praticamente e non ho avuto il tempo di rifarlo. Comunque non puoi immaginare quanto fossi felice. Dicevo, questo video che mi ha mandato un mio amico che era in fila per la camera ardente, tra l'altro di sera al buio con un bel venticello ghiacciato, era una fila che praticamente interminabile, tantissime persone di età svariate, perché non immaginavo che anche i ragazzini, comunque teenager, ventenni o 30, anche ragazzi trentenni, che quell'epoca d'oro dello scudetto del 70 ne hanno solo sentito parlare, ho visto su YouTube, si mettessero lì in fila completamente in silenzio, non c'era un brusio, e lì per andare allo stadio dove ci fu la camera ardente, dove c'è stata la camera ardente, mi ha fatto un'impressione enorme, cioè proprio è stato vissuto come un lutto nazionale. A Cagliari una cosa forse più importante rispetto ad altre zone della Sardegna, ma anche lì. Ma sicuramente. Cioè, tu hai visto qualche immagine? O hai seguito? Sì, ho seguito un pochino, sì. Che impressioni hai avuto? Beh, sicuramente per quello poi che ho potuto vedere qualche servizio in cui raccontava le giornate come le passava, lui praticamente viveva il quartiere dove appunto risiedeva, una cosa quotidiana, ormai era praticamente una figura che tutti incrociavano per strada, andava a prendersi il caffè, andava a mangiare al ristorante, quello solito su. Tant'è che ho letto che il ristoratore ha deciso che nel tavolo dove lui sedeva ogni volta a mangiare non andrà più a sedersi nessuno, resterà un tavolo vuoto per sempre, allora, al ricordo del personaggio. Allora, Gigi Riva a Cagliari tutti l'hanno incontrato almeno una volta. Io l'ho incontrato, ho avuto quel piacere, ma ti posso dire che quando tu lo vedevi camminare, sempre con la sigaretta in mano, sempre, camminare tranquillo per Cagliari, che fosse di rientro dal bar dove andava a prendersi un caffè, o dal ristorante che se non sbaglio si chiama Marina di Montecristo, dove la specialità principale è il pesce, per essere chiari. È un ristorante famosissimo a Cagliari, non solo perché è il ristorante di Gigi Riva, e comunque tu lo incontravi sotto i portici di via Roma, cioè sono i portici che sono fronte al porto, e cioè tu quello che facevi, il massimo, era un saluto che poteva essere buongiorno, buonasera, buona mattina, signor Riva, non Gigi, signor Riva, ma era tutti così, tutti, e cioè rispetto altissimo. E poi qualcheduno, il massimo che poteva chiedergli era una foto. Lui magari, ecco, non era proprio felicissimo però te la concedeva. Poi sai, sempre con quel suo mezzo sorriso, quello delle tante foto, che non si capisce se è un ghigno o un sorriso, però è sempre disponibile, anche se magari si vedeva che ne avrebbe fatto volentieri a meno. Dunque, il livello, cioè il personaggio è questo. Poi stiamo parlando di uno che ha giocato nel Cagliari dal 63 al 77, si è ritirato a 33 anni. È vero, è giovane per i tempi odierni, ma allora magari già 33 anni. A 34 o 35 anni in Serie A ti stavi ritirando, o stavi già pensando al 33 anni a quello che avresti fatto dopo il ritiro. Lui ha avuto due bruttissimi infortuni, una vita fatta di tanti piccoli infortuni, poi soprattutto dopo il primo. Dunque si è dovuto ritirare per motivi fisici a 33 anni, cioè nel 77. 14 anni, allora lui viene definito, lui è una bandiera
Oggi poi in un calcio dove non esistono bandiere, Quella è la ed cosa pure. è rimasto lui come giocatore del Cagliari è rimasto solo 14 anni. Cioè oggi un calciatore, se gli va bene, rimane un pochettino di più nella stessa squadra. Poi ci sono casi eccezionali tipo Maldini e Del Piero o Totti, per citarne qualcun altro un po' più vecchio, un po' più in là, eh, Sì, sì. Bergomi, che hanno giocato solo e esclusivamente nella stessa squadra. A parte Del Piero che ha fatto una stagione al Padova in Serie B, però tutti gli altri No, però vabbè, hanno giocato sì, solo lì. la carriera seria sì, poi E ovviamente si che ne so, parla Del Piero di andare a anche più giocare, di 20 anni di carriera in sì. queste società, soprattutto quando esordiscono giovanissimi. Riva arriva Del Piero poi tardi. vabbè andò a giocare anche poi in Giappone, finì diciamo l'esperienza in Giappone e in Australia pure. No, India e Australia. India, Australia, Sì, non c'è India. Giappone. Comunque, sono giocatori adesso che le carriere sono più lunghe. Un giocatore si può permettere di stare anche 20 anni, 25 anni nella stessa squadra. Sì. Riva arrivò a Cagliari all'età di 17 anni, cioè giovanissimo. Lui era orfano, perse il padre all'età di 9 anni. Il padre era un operaio. Eri a Cagliari, nell'aereo che lo portava verso Cagliari, partì insieme alla sorella e diceva alla sorella: vedrai, pochi mesi da qui me ne andrò via, perché l'immagine che aveva a Riva era quella di andare in un posto arretrato, dove visto dall'alto non si vedeva niente dall'aereo di notte, cioè manco le luci. Soprattutto dove principalmente l'idea della Sardegna all'epoca erano banditi e pastori. Tu conta che in Sardegna negli anni 60 ci venivi per due motivi: o finivi in carcere all'Asinara, oppure eri un membro delle forze dell'ordine o dell'esercito e venivi mandato in Sardegna per combattere contro il banditismo. Dunque non è che ci fosse grande fama, la Sardegna non era ancora la Sardegna quella della Costa Smeralda, quella è stata successivamente. Del buon turistico, insomma. Sì, quel boom turistico è arrivato più tardi, è arrivato verso la fine degli anni 60 con la Aga Khan. E dunque Riva arrivò a Cagliari convinto di rimanere pochi mesi, invece alla fine ci è rimasto, anzi ci rimarrà sempre in eterno. Tutta la vita. Tutta la vita e oltre anche. Sì. Sono storie che non penso raramente si ripeteranno, anzi forse una storia analoga recente, un ex calciatore del Cagliari che si è ritirato poco fa, 30 anni, cioè proprio poco fa, pochi giorni fa si è ritirato all'età di 30 anni, che è Paolo Faragò, che ha giocato anche nel Bologna in Serie A, poi ha giocato in Serie B, non ce l'ho presente. Dopo aver giocato qualche anno al Cagliari, adesso si è ritirato per problemi fisici e ha deciso di diventare un viticoltore e anche produttore di vino, comprando terreni qua in Sardegna. Più o meno la storia al contrario di Brunetti. Brunetti è nato come viticoltore e poi si è trasformato in un ultras del calcio, insomma. Esatto. C'è una similitudine. Esatto. Cioè, poi stiamo parlando, poi Riva, stiamo anche parlando del capocannoniere della nazionale. 35 reti in 42 partite. Che ne dici? Una media piuttosto alta. Beh, contando che all'epoca le partite erano molto di meno. Sì, soprattutto. Erano qualificazioni e tornei. Basta. E non c'era la Nation League, tanto per essere chiari. O le amichevoli, forse una ogni tanto. Sì, ogni tanto sì. Secondo te esisterà mai un calciatore che sarà capace di andare oltre quel record? Sono diversi tempi secondo me. Avendo più partite, soprattutto non solo con la nazionale, in generale sono tantissime più partite rispetto a quelle che erano una volta.
tra coppe, campionati, amichevoli, e coppe, coppettine, quindi è molto, non lo so. E anche perché probabilmente una volta i giocatori erano anche di meno, quindi quelli selezionati per la nazionale erano veramente quelli forti, c'era una certa continuità, non c'era tutta questa sperimentazione che una volta chiamano gli oriundi, una volta chiamano questi, una volta ne chiamano quelli, alla ricerca magari di un campione che in questo momento forse in attacco l'Italia non ha, e quindi sono tempi diversi. Secondo me è molto, non dico impossibile, ma molto molto difficile che succeda una cosa, qualcuno lo batte. Soprattutto per il discorso del record, tra l'altro. Sì, nel record, dato Riva ha iniziato giovanissimo a giocare in nazionale maggiore. Adesso se ci arrivano 22 anni devono essere considerati dei fenomeni. Dunque. Sì, no, è legato sempre a quel discorso lì. Una volta gli attaccanti buoni erano pochi, ma erano buoni davvero. Adesso ce ne sono magari in questo momento, soprattutto in questi tempi, tanti ma mediocri. Lo stesso Immobile, che viene visto come uno degli italiani più forti, poi in nazionale sistematicamente si perde e non combina quasi niente. Non fa un gol. Per fare un nome. Idem Belotti, che doveva essere chissà che cosa, eppure lui in nazionale ha sempre fatto ben poco. Niente, diciamo. Un gol all'europeo ha fatto e basta. Europeo che tra l'altro nel 68 Riva ha vinto. È stato l'unico europeo che abbiamo vinto prima di quello del 2000. Del 2020, cos'è? Del 2021. Vabbè, sì, che deve essere il 2020. Sì. Esatto. Cioè, si parliamo poi comunque, cioè io ti leggo adesso un paio di statistiche che sono paurose. Allora, ha giocato col Cagliari 315 partite, cioè comunque non sono poche. Il Cagliari ha fatto Coppa in quel periodo? Ha giocato dopo lo scudetto la Champions League, ma venne subito eliminata. Ok, quindi poche cose, Coppa, quindi 300... La Coppa dei Campioni, anzi si chiamava all'epoca. E che considerati i tempi erano pochissimi, 315 sono tantissime partite, sì. Considerato che non giocava alle coppe e che il campionato forse era 16 squadre allora, no? Sì, in più ha segnato 164 gol col Cagliari dal 63 al 77 ed è stato anche capocannoniere della Serie A, per dire. Sì. Adesso cioè giocatori con quei valori poi, che poi tra l'altro pochi lo sanno, Riva, che spesso è stato anche, hanno cercato di sfruttare in politica, perché c'è stato un periodo che provarono a chiedere anche addirittura di candidarsi presidente della regione, ma lui giustamente e in maniera molto intelligente, scusa se sto guardando in basso, ma così va bene, lui declinò l'offerta senza mai sbilanciarsi. Ma ad esempio lui partecipò, dovrei recuperare anche delle foto, ma non mi ricordo se ce li ho, che mostrano ad esempio la sua attenzione anche ai temi della politica. Faccio un esempio, ci sono delle foto dove lui partecipa a un'iniziativa politica qui in Sardegna organizzata all'epoca Partito Comunista. Questo non significa che lui fosse tesserato simpatizzante, questo non lo sa nessuno, tanto per essere chiari. Lui partecipò all'iniziativa a favore, contro il bombardamento che ci fu da parte di Israele nei confronti del Libano. Cioè, era sempre attento ai temi, soprattutto riguardanti questioni molto delicate. Quando ci fu in Sardegna la rivolta del latte qualche anno fa, perché i pastori giustamente protestavano del fatto che i grandi distributori pagassero loro una fesseria il latte che producevano per fare formaggio, Gigi Riva manifestò, diede il suo supporto, quantomeno quello morale, alla causa dei pastori. Era una persona alla fine molto dentro il
gli argomenti e le tematiche che riguardavano la Sardegna e il sociale. Cioè oggi uno sportivo questo, secondo te, lo farebbe? No, oggi tende a non esporsi proprio dal livello, sono pochi i personaggi che si espongono dello sport a livello mediatico. L'unico che mi viene in mente, per esempio, gli unici, e non sono calciatori, uno è Hamilton e l'altro è Vettel, per esempio. Tra l'altro, l'unico sportivo italiano che ha fatto carriera in politica si chiama Gianni Rivera, che è stato, se non sbaglio, deputato, è stato sia deputato che senatore sia sottosegretario allo sport. Ah, non lo sapevo questo che era stato sottosegretario. Sì, lui come ha smesso di fare calcio si è dato alla politica. Poi volevo dire, un'altra cosa che mi ha colpito molto, a parte tutto ciò che riguarda la Camera Ardente, poi un aneddoto, te lo dico adesso, il giorno che dovevano portare Riva dall'ospedale dove è morto, cioè l'ospedale Brozzo di Cagliari, all'Unipol Domus per la Camera Ardente, che poi alla fine doveva durare fino alla sera alle 10, invece è durata anche la mattina dopo, cioè fino a quasi alla fine del funerale, all'inizio del funerale. Io mi trovavo per questioni lavorative proprio all'ospedale Brozzo e ho visto tutti i preparativi, ci sono proprio passato di fronte veloce col mezzo aziendale, i preparativi per il trasporto della bara. Ti dirò, anche lì è stata una cosa molto intima, perché tifosi erano pochi, quasi non volessero lasciare in pace quel momento la famiglia di Riva. Però ho visto l'organizzazione, il carro funebre lì aperto in attesa, polizia, una 15-20 moto della polizia come scorta, e silenzio, e quei pochi tifosi che erano lì presenti in lacrime. Poi ci sono tante, cioè c'è quello che mi ha colpito particolarmente sono stati i funerali che io ho seguito mentre lavoro con lo smartphone, la diretta, perché qui hanno fatto la diretta sulla principale. E da quel giorno Alessio sta cercando un altro lavoro. No, grazie. No. Ho seguito, c'ho il telefonino appoggiato da una parte mentre io lavoravo e ascoltavo la diretta presa in streaming dell'emittente più importante regionale. A parte il silenzio prima del funerale, che è stato interrotto solo dagli applausi all'arrivo del corteo funebre. In più anche lì, a parte 30.000 persone, tantissime, i sindaci da diverse parti della Sardegna, tifosi, ex giocatori del Cagliari che hanno giocato con Riva, alcuni di quali ha vinto lo scudetto, tipo Greati o altri, poi campioni del mondo del 2006, visto che lui era team manager della nazionale del 2006, autorità dello sport, del governo, sia regionale che della città di Cagliari. Quel momento, contando che noi in questo momento siamo in campagna elettorale, di fatto si è fermata anche la campagna elettorale. Cioè nessuno, questo è una cosa che a me ha stupito, perché chi conosce un po' la politica sa come si tende a speculare su questi eventi. Sì. Ne abbiamo un esempio che lo fa per ogni volta che soffia il vento da una parte, ne abbiamo un esempio classico. Esatto, non sono io però. No. Grazie. Sto dicendo, però nessuno politicamente. È uno con la barba come noi due, però non è pelato e sta, diciamo, dalle parti di Milano, ecco, diciamo, se vogliamo essere. Dicevo, è parente di Brunetti, per quanto ne so io. Sì, può essere. Dicevo, quello che mi ha stupito è che la politica si è fermata anche dalla campagna elettorale, soprattutto dalla campagna elettorale, e nessuno ha osato
speculare sulla morte di Riva. Cioè, Sì. è stato il massimo rispetto che io ho potuto vedere da parte di una classe dirigente un pochettino zoppicante. Io parlo a quadro generale, non voglio espormi più per uno o per l'altro. Però è una cosa che io da cittadino ho apprezzato tantissimo, tantissimo. Perché comunque Riva era un simbolo che andava oltre la politica. Quando diventi quello che è diventato Riva, fai quello che ha fatto Riva quando ha vinto lo scudetto, cioè è diventato il rappresentante di una regione, pur non essendo lui di quella regione, ma è quella che in un periodo difficile ha tirato su un orgoglio, l'orgoglio di un popolo, è diventato, ha ringaluzzito il senso di identità e la gente si è riconosciuta in lui. Cioè è diventato, come posso dire, un leader silenzioso, mettiamola così. Mi dica, signor Vincenzo, lei tu come vedi questa figura, da questo senso? Ma te l'ho detto, essendo una figura che è lontana un po' da me temporalmente, allora intanto è da apprezzare che il fatto che appunto erano tempi diversi, ma il fatto che lui abbia giocato per tutto quel tempo in una squadra, dedicando anima e corpo e soprattutto trasferendo completamente la sua vita da dove era nato nella città di Cagliari, quindi diventando una bandiera prima della squadra e poi della città a questo punto. Soprattutto visto quelle azioni che ha fatto nei confronti non nei confronti, in supporto dei pastori che protestavano per il latte e quant'altro. Però appunto ti dicevo, non l'ho conosciuto appunto in maniera diretta perché già quando sono cominciato da bambino a seguire io il calcio non se ne parlava in maniera approfondita, se non quando veniva citato per qualche cosa, tipo qualche campione che veniva accostato a lui o quant'altro. Invece racconti non hai mai sentito, nel senso te l'hanno mai raccontato? A memoria di quello che non mi pare, cercando di no, diciamo anche perché per esempio mio padre, cosa strana, ha sempre tifato, a parte vabbè la Regina ovviamente, ma sempre per la Fiorentina per esempio, squadra strana perché non tifa quasi nessuno in Italia, forse solo i fiorentini, poi mio padre tipo teneva per la Fiorentina. Io come ricordi della Fiorentina degli scudetti lui. Probabilmente perché lui per un periodo, per qualche anno ha vissuto a Firenze quando ha iniziato a lavorare all'Inps, per cui ha girato un po', ha vissuto un po' a Milano e un po' a Firenze. Contando che la live durerà ancora 5-10 minuti, così poi ti libero, che sei in una fase dove stai cercando di resistere all'abbiocco del dopo pranzo. No, anzi. Sei in forma. E Sì. dicevo, io tanto ho avuto in maniera un pochettino a spezzoni, ho seguito il tutto Per esempio, esatto. ho seguito il funerale. Cioè, sono rimasto molto molto colpito, ripeto, dalla solennità. Poi quello che a me ha lasciato a bocca aperta, ecco, positivamente, è stato il momento in cui, finita la funzione, ok, gente come Buffon, Peruzzi, che hanno portato la bara a spalla, tutto, poi Buffon visibilmente commosso, perché comunque aveva un bellissimo rapporto con Riva, l'ha sempre detto. Comunque l'ha accompagnato all'uscita dalla chiesa fino al carro funebre. È stato il suono delle sirene delle navi. Pure. Sì, che non è una cosa da sottovalutare.
A No, no, Cagliari, assolutamente. a Cagliari, le sirene delle navi suonano solo in un'occasione, ossia il 1° maggio al passaggio, sempre lì in via Roma, di Sant'Efisio, che è uno dei che non è il patrono della Mhm. città, però è uno dei santi più venerati, se non il più venerato, e tra l'altro tutta la festa è diventato patrimonio dell'UNESCO. C'è un video nel canale, se non sbaglio, di quasi 2 anni fa, di quando sono andato a vedere tutta la processione, o meglio la parte cagliaritana della processione. Dunque, vedere che è stato onorato allo stesso livello di un santo è una cosa che lascia a bocca aperta, cioè è come per dire a Cagliari dopo Sant'Efisio, alla pari con Sant'Efisio c'è solo Gigi Riva. Cioè, è qualcosa che davvero non mi aspettavo. In più l'uscita della bara della chiesa, dalla basilica di Bonaria, sotto con la musica della canzone di Piero Marras, che ha fatto il giro d'Italia quei giorni, che è quando Gigi Riva segnerà. Tra l'altro Piero Marras, cantante e tifoso, tra l'altro si dice che Gigi Riva cantasse quella canzone alle nipotine quando erano piccole. Dunque, è stato tutto un po' bello, nel senso che si è reso onore a una persona che ha dato tanto. E da un'altra parte è stato scioccante perché il livello di tutto ciò è stato allo stesso, come ti dicevo prima, di un funerale di Stato, cioè forse anche di più. Cioè, a Cagliari c'è stato 2 giorni di lutto cittadino, 2 giorni di lutto regionale. Tante persone al funerale, 30.000, e non so quante siano andate alla Camera Ardente, sono passate per rendere un ultimo saluto, e tuttora, dopo quasi 2 settimane, la gente sta continuando ad andare al cimitero monumentale di Bonaria, dove lì ormai a Cagliari si seppelliscono solo i grandi personaggi sardi. Lui lì è seppellito e la gente continua ancora ad andare a lasciare un fiore, una sciarpa del Cagliari. Tra l'altro è stato già annunciato che verrà fatto un monumento Gigi Riva all'interno del cimitero. Beh, ovviamente, se no... Adesso più dal punto di vista popolare, la gente vuole che venga ribattezzato quello che è il Largo Carlo Felice, che è un discesone che porta al porto, tra l'altro bellissimo. Se la fai a piedi ti viene il fiatone perché è una bella pendenza, però e lì si va verso il cuore di Cagliari, tutto il cuore della vita notturna, dei negozi, e stanno chiedendo in tanti che quel largo, il largo Carlo Felice, intitolato a un re piemontese dell'800, tra l'altro odiatissimo dai sardi, Lontano parente di Brunetti, pure lui, lo sì, sapevi? esatto. Tutti stanno iniziando a chiedere che il largo venga. Tra l'altro lì c'è anche il negozio del Cagliari, proprio lì di fronte alla statua poi del re Carlo Felice. E stanno chiedendo che venga rinominato Largo Gigi Riva, con tanto di scritte nei muri in giro per Cagliari, in alcuni casi anche nei tabelloni elettorali, dove non ci sono ancora i manifesti, però c'è bello scritto in grande: vogliamo Largo Gigi Riva numero 11. È il numero 11. E questo solo dopo 2 settimane dalle esequie. E nel resto dell'isola come l'hanno vissuta la cosa? C'è stato lo stesso Allora, trasporto? Oppure... no, io non so se stai mirando la domanda sia mirata a un evento in particolare che c'è stato di recente. No. Però ti posso dire che in generale tutti sono rimasti piuttosto scioccati. In molti centri della Sardegna stanno iniziando a fare murales dedicati a Gigi Riva e titolare piazze. Dunque, i sardi
hanno reagito bene, hanno reagito così, cercando di rendere onore il più possibile. Purtroppo c'è stato anche un fatto non simpatico, mettiamola così, brutto. C'era la Torres che gioca in Serie C, tra l'altro è nei primi posti in classifica. Era in una partita in trasferta, i tifosi della Torres hanno portato allo stadio uno striscione con scritto onore a Gigi Riva e non alla squadra, che è la squadra che ha rappresentato una del genere, e non gli è stato fatto esporre lo striscione e dunque giustamente quando c'è stato il minuto di silenzio in onore di Gigi Riva hanno abbandonato i loro posti. Che testa di cazzo. Non si può dire però hai ragione. Io questi non li chiamo tifosi, perché ok, la rivalità territoriale fra due squadre tra Cagliari e Sassari, che non si affrontano dai tempi della Serie C del Cagliari di fine anni 80. Tanto penso che quando c'era Ranieri la prima esperienza col Cagliari, no. Poi per il resto non si sono più incontrate. Ma che senso ha portare avanti soprattutto in queste situazioni? Soprattutto in queste situazioni. Di fronte alla morte di una persona che sia ha fatto grande il Cagliari, però ha dato lustro a tutta l'isola. Io questi non li chiamo tifosi, li chiamo, ma no, meglio non chiamarli. Come diceva Funari, se uno è stronzo non gli posso disturbire, perché poi si fa delle aspettative, si emoziona, si fa. Questa è una citazione, signor YouTube, mi raccomando. Dunque, però per il resto ci sarà, penso che continueranno a esserci iniziative sempre nel ricordo di Riva. Bene, io posso anche dire che ci possiamo anche fermare, che dici? 50 minuti di chiacchierata. Il padrone sei tu. Io prima di chiudere un'ultima appello volevo fare un ringraziamento a Brunetti, che nonostante il lutto che ha subito stanotte è qui presente con noi. Lui che è delle zone della Savoia l'ha sentita molto dura stanotte. Esatto. Carletto, condoglianze. Poi dopo ti scrivo in privato. Ovviamente stiamo ironizzando sulla morte di Emanuele, come si chiama? Vittorio Emanuele di Savoia. Vittorio Emanuele, esatto. Il non re. Detto questo, io ringrazio Vincenzo per avermi fatto compagnia. Grazie a te, scusate se ho tardato, ma alla fine siamo partiti anche abbastanza puntuali. Ringrazio tutti quelli che hanno assistito alla live. Tanto la registrazione la lascerò su YouTube. Ci vediamo prossimamente, spero con un video. Poi riprenderò anche le lezioni di Castellaio con gli short. Mi raccomando, seguitemi qua su YouTube, su Instagram e su TikTok. Seguite anche Vincenzo, tra l'altro lo trovate sui social con Vincent col nome scritto come qua in sopra esattamente. Dunque Instagram, anche YouTube. Soprattutto Instagram. Anche YouTube sì, veramente da un po' che YouTube è fermo. E poi sulla avrei il contenuto da fare, ma non ho tempo di sistemare e pubblicare. E poi sulla piattaforma Viola, dove sei parecchio attivo. Non possiamo fare il nome qua. Bene, grazie ancora Vincenzo. A te, grazie a voi della compagnia. Ci vediamo prossimamente. Magari